I miei genitori sono carnici, infatti della Martina di Givigliana, mio padre, mia madre di Prato Carnico, e io nata in Friuli, nata a Camino di Godolpho. Camino era comune allora. Siamo stati lì solo un anno, quindi siamo andati a Lattisana, dove mia mamma, maestra, ha avuto il posto. E lì ho vissuto sempre a Lattisana. Lattisana è il mio paese. Quindi ho cominciato a insegnare in Friuli, Aquileia, Mortegliano, quei 2 anni lì, poi subito spedita in Carnia. Quindi avevo insegnato a Comedians, Rigolato, Forniavoltri, Tolmezzo, Paluzza, tutto qua in giro, no? E dopo Varo, e quindi qui ho conosciuto mio marito, mi sono sposata, ho avuto 3 figlie, quindi ho insegnato 35 anni educazione artistica, dipingendo anche insieme, no? E così verso gli anni 80 ho cambiato del tutto e mi sono messa a fare acquarello. E quindi sono dagli anni 80, quindi praticamente al prossimo anno ho 40 anni che faccio acquarello. L'acquarello lascia fluire la fantasia, è sempre mobile, ogni giorno è diverso, passo davanti e dico ah ecco, quella sfumatura lì cosa mi ricorda, cos'è? Non so, è molto interessante. E poi la carta che riceve l'acqua, è tutto un gioco, è una avventura. Non si sa se viene un pasticcio, un esercizio o un'opera d'arte. Quindi bisogna lavorare umilmente sempre. Io farei ritratti e figure per sempre, però insomma ho cercato di esprimermi anche con i fiori, ma non i soliti fiori, non i fiori precisi, ma i fiori così che sono appena accennati. Poi anche le nevi, ecco, vede, le nevi che non è il solito, la solita vaitina con le nevi, è proprio un esempio di bianco su bianco, perché è un miracolo quando la neve è caduta, cambia tutta la carne. Sono i miei gatti, vede che non è il quadretto del gattino giusto, ma bensì è quasi una sintesi del gatto. Ma da una mostra io mi aspetto di commuovere la gente, perché solo se io, facendo un quadro, sono commossa, io riuscirò a toccare l'animo di chi guarda. La gente va dove io mi sono commossa, non dove è il disegno bellissimo. Quindi sono sicura che vuol dire tanto quello che uno prova quando si esprime, perché contamina chi lo guarda. E questo è bello. Entrare, no, nella testa, nell'animo della gente, per esempio, è già molto interessante, siamo molto contenti se riusciamo a comunicare il nostro pensiero. E così questo è il mio pensiero, non importa poi se va bene o no, importa continuare, è questo che tiene su l'artista, deve avere bisogno del consenso della gente, non può dipingere e star chiuso in casa. Io dico a tutti fate le mostre, perché altrimenti non si va avanti. L'artista si chiude in se stesso e basta. Ha bisogno di rapportarsi agli altri, anche altri artisti, ma proprio alla gente di strada, proprio. E io sono molto contenta se riesco ad avere il consenso di gente che non se ne intende. Dice no, guarda, mi piace, è chiuso. Mi ha commosso, mi ha colpito questo quadro. Calle di cristallo tra le nuvole, cavalli fermi a segnare il passo, rose di zucchero filato, bacche sanguinanti d'autunno, portici in fuga sull'aldilà,
donne negate, donne raccolte, né sole né luna, pesci vivi nel piatto che piange.